Ma sapevamo che era una partita difficile, diciamo che è stata condizionata da degli episodi, soprattutto al primo tempo con il calcio di rigore, siamo riusciti a sbloccare la partita, poi non siamo riusciti a prendere diciamo, le distanze nel migliore dei modi, niente, poi ci hanno fatto il 2-0. Diciamo che fondamentalmente se proprio dobbiamo analizzare, abbiamo subito due tiri in porta, un tiro in porta, due gol. Quindi poi abbiamo cercato di capire un po' quello che non funzionava. Nel secondo tempo penso che siamo riusciti a venire fuori, abbiamo sbloccato il risultato, diciamo avvicinandoci ai due gol loro, però poi abbiamo preso il terzo gol. Purtroppo analizzare non fa parte del mio lavoro. Mi limito soltanto a dire che purtroppo veniamo da un momento negativo e dobbiamo essere bravi un po' a ricaricare le pile, a metterci con la testa bassa e cominciare un po' a pedalare. Però siamo riusciti a mettere delle belle palle dagli esterni dentro l'area, ci siamo avvicinati molto a pareggiare la partita, però poi il calcio è fatto di episodi, quando poi tu cerchi di riprendere il risultato, ti sbilanci e magari con un contropiede loro vanno a fare il 3-1, quindi è inutile diciamo polemizzare su quello che va e quello che non va. È un momento come capita nelle migliori squadre del mondo e dobbiamo essere bravi un po' a riprenderci, perché il campionato comunque è lungo, siamo semplicemente alla quarta giornata, quinta se non sbaglio, e quindi c'è tempo per poter recuperare. No, con serio, vabbè, siamo amici, quindi dentro il campo ci pizzicavamo, ma in maniera scherzosa, figurati.